Buonasera a tutti ragazzi, come sempre storie che sembrano reali o irreali. Io in effetti non dico che sia reale, ma un pizzico di verità, come sempre dico, ci sta sempre. In effetti le streghe, ma le vere streghe, non quelle che sono state inquisite a chiesa, che non ci azzeccavano nulla con le vere streghe, quindi possono essere davvero molto pericolose, specialmente se si arrabbiano. Ci sono leggende popolari che anche dopo la morte possono fare molto male. Alla fine del XIX secolo una brutta donna anziana viveva sulle rive del fiume Yazoo, diciamo nello stato americano del Mississippi, e tutti quanti la consideravano una strega molto potente. In effetti tutti quanti cercavano di evitarla. In quella parte dove abitava la signora abitava vicino a un fiume che passava vicino, manca a farlo apposta, vicino alla sua casa. I pescatori puntualmente scomparivano misteriosamente senza lasciare traccia. E come qualcuno diceva, come se la strega li attirava nella sua casa. Col passare degli anni, in effetti, le persone scomparse diventarono troppe e quindi i residenti si unirono in gruppo e andarono in questa casa. E purtroppo uno che si avvicinò davanti alla finestra vide davvero una cosa inquietante. In effetti questa strega aveva messo, diciamo, le vittime a testa in giù sulla, diciamo, dentro la casa. Quindi andarono tutti dentro la casa, la strega fuggì e si camminò verso una palude dove affogò purtroppo, quindi non riuscì a non morire, ma prima che riuscisse ad affogare disse che diciamo che ha maledetto la città e ha gridato che tra 20 anni tornerò e vi distruggerò di nuovo, brucerò la vostra città in cenere. Quindi la gente del posto giustamente dopo giorni e giorni che la guardarono morta nel lago, in effetti nella palude, la seppellirono in un cimitero locale con aver cura di bloccare con catene benedette e molte preghiere, diciamo, vicino a questa tomba, la, tutte queste catene benedette intorno alla tomba, quindi crocifissi, tutto misero nella tomba per cercare di bloccarla, anche perché erano molto superstiziosi. Quindi passarono gli anni e la gente incominciò a dimenticare di questa strega, quindi dimenticarono la gente, ma purtroppo poi dopo 20 anni, ragazzi, successe una cosa davvero straordinaria. Un terribile incendio si verificò in città e, guarda caso, danneggiò tutti gli edifici della città. Diciamo che questa fiamma che si diffuse da una casa di una persona normale si diffuse rapidamente in tutta la città. Quindi la causa dell'incendio fu rapidamente scoperta. Il problema è che la gente vide come, diciamo, ogni casa veniva inghiottita da questo fuoco. In effetti ritornarono le parole in mente della strega che disse che dopo 20 anni avrebbe bruciato tutta la città e in effetti avvenne così. Mo' casualità, non lo so ragazzi che cosa è successo, in effetti ho controllato nel 1904, in effetti il 25 maggio, in effetti questa cittadina fu distrutta da un terribile incendio, quindi ho controllato. Quindi diciamo che questa città di Yazoo che si trova nel Mississippi prese fuoco, quindi mo giustamente la gente oramai credette nella maledizione della strega, quindi al finale ancora oggi temono questa, diciamo, tomba e hanno fatto una cosa strana, hanno visto che le catene di questa tomba
marciscono molto facilmente, quindi le devono cambiare molto facilmente. In effetti, a parte la tomba per terra, però l'hanno recintata con catene e crocifissi benedetti, quindi però hanno notato che diciamo subito si fanno fradici, in effetti subito non si sa perché, ma arrugginiscono facilmente, non si sa. Quindi diciamo che è un fatto insolito, però in effetti sono andato a controllare il fatto dell'incendio e questo è vero, quindi perlomeno questa storia sembra reale. Poi ci sta un'altra tomba degna di nota di una strega e si trova nella Louisiana e appartiene a Marie Lavox, quindi la famosa sacerdotessa del voodoo. Era chiamata la Voodoo Queen. Il potere di questa strega, diciamo così, era tale che a volte riusciva addirittura a salvare i prigionieri condannati a morte. Diciamo, dopo che lei morì, si crede che se si disegna una lettera X sulla sua cripta, si gira 3 volte, si scuda sulla tomba, si parla del proprio desiderio e si lascia un dono, questo desiderio si avvererà. Però se non rimani l'offerta, subirai grandi battute d'arresto, ti succederà qualche cosa. Quindi diciamo che sono tante le storie delle streghe che anche dopo la loro morte riescono ancora a contattare, diciamo, come se vivessero ancora, diciamo, nella nostra realtà. Quindi qua si parla di secoli e secoli fa, nel 1881, e ancora comunque la gente ha timore di questa cripta in effetti, quindi vedete un po' che persone erano, quindi in effetti come ho detto io l'inquisizione della chiesa ha fatto in effetti un casino, ci stavano le streghe vere, sì, ma non come ha fatto la chiesa che ha fatto piazza pulita, in effetti la chiesa non è che ha, diciamo, ha visto oppure ha giudicato oppure ha fatto, no, lì bastava solo che venivi processato per stregoneria e ti condannavano, non è che avevi un processo regolare per vedere se eri una strega oppure no, no, lì ti bruciavano e basta, quindi lì non ci stava un, diciamo, un metodo per far vedere se eri una strega oppure no, quindi arrogo direttamente, quindi il processo non esisteva, basta che qualcuno aveva parlato male di te oppure qualcuno aveva detto pure così giocando ho visto fare questo a questa a quella, quindi subito condannavano e via a rogo, quindi in effetti l'inquisizione ha fatto un casino, quindi le streghe esistevano ma di certo non erano i 9 milioni di morti che la chiesa ha fatto in effetti, quindi secondo me ha ucciso tutte tranne che le streghe al finale. Vabbè, ma questa è un'altra storia, quindi ragazzi vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi.